Il governatore del Veneto Luca Zaia, puntualissimo il martedì, buongiorno. Buongiorno a tutti, io sono già sul pezzo, sono già a Venezia. Ah, quindi è già al lavoro, eh? Sì. Beh, bisogna alzarsi presto, come si dice il mattino all'ora in bocca, no? Allora, certo, questo poco ma sicuro. Infatti, ha fatto la corsetta o la fa dopo? No, stasera. Ah, stasera. Va bene, allora parliamo, ieri è venuto in provincia, è venuto il sottosegretario, se le dico anche come si chiama, De Caro, e ha parlato con i diversi sindaci del Bellunese sollecitando la regione per interventi su strade, frane, gallerie. Io dico che non c'è più limite alla pubblica decenza. Guardi, mi è capitato di vedere anche dei video, no, di esponenti di questo governo che incontrano addirittura i cittadini dicono sono un esodato e l'esponente del governo dice povero, hai ragione, che schifezza. Cioè, ma chi è che ha creato gli esodati? Li ha creato questo governo governa dal novembre 2011, quindi ormai sono quasi 4 anni. Se non ci sono soldi per le strade non è colpa della regione, siamo passati da un bilancio di 575 milioni di spesa disponibile per tutto il Veneto, per tutte le attività del Veneto, a meno 230 milioni del 2015. Questi sono i risultati. Quindi un esponente del governo che viene sul territorio, guarda, io questo signore non lo conosco, minimo abbia il buon gusto di non prendere per le fondelli, per le palle, me lo lasci dire, i veneti. Ma come si fa ad andare a dire ai veneti, dite alla regione che spenda più soldi? Ma dov'è Roma? Ma stiamo scherzando? Tra l'altro. E poi anche gli amministratori chiedono, quando vengono questi personaggi a fare la parata, chiedono perché la provincia di Belluno non ha l'autonomia. Provi a chiederlo, no? Visto considerato che per avere l'autonomia bisogna che Roma decida di darla. Questa è la verità. Senta, tra l'altro proprio il sottosegretario ha spronato i sindaci, ha detto guardate, ci sono interventi da finanziare e dovete comunicare a Zaia le priorità. Quindi sono le sue parole. Ma guardi, io non so neanche se premesso che non conosco questa persona e mi fermo quindi ai commenti. Noi abbiamo un piano delle opere pubbliche che è definito, abbiamo chiesto all'ANAS nazionale e quindi agli amici di questo sottosegretario che ci finanzi la galleria di Santo Stefano di Cadore. Quindi la vera domanda era dire, ci date i soldi per la galleria o no? Mettiamo a posto il comedico o no? Queste sono le domande da fare. Comunque così ha risposto, e se lei oggi ha l'occasione di leggere il Corriere della Sera lo vedrà nell'inserto. Ma guardi, io non ho dubbi, però il problema, mi permetta, non sono più questi signori che vengono a fare il giro, si fanno un pranzo, un po' di chiacchiere e poi spariscono per tutto il resto della vita. Sfido chiunque a dirmi che non sia così. La verità è che quando ci capitano per le mani dobbiamo approfittare del fatto che questi rappresentano il governo. Cioè, io mi dico, tu non puoi andare in mezzo ai disoccupati e parlare come se tu non c'entrassi niente se rappresenti il governo. Non puoi andare in mezzo agli esodati e parlare come se tu non c'entrassi niente se rappresenti il governo. Non puoi andare in mezzo agli amministratori e parlare di strade come se tu non c'entrassi niente se rappresenti il governo. Ma glielo dico, sa perché? Mi lasci, ormai Radio Cortina per me è diventato uno sfogo, no? Sì, io ho fatto il ministro, no? Penso di averlo fatto anche bene, perché ancora adesso i contadini che mi scrivono. Sì. Bene, però mi ricordo che a me io non potevo mai aprire bocca, perché c'era sempre qualcuno che mi ricordava, ma lei è del governo, per cui veda di risolvere i problemi, e non capisco, sta cambiando il mondo, ma quando viene qualcuno del governo dovete chiedergli conto perché la provincia di Belluno non è autonoma, perché non ci sono soldi, perché i nostri albergatori fanno gli sforzi sovraumani per stare sul mercato e al di là dello steccato hanno tutto quello che vogliono, perché l'intero Veneto spende 3 milioni di euro di promozione, la provincia autonoma di Trento 57 milioni, piccolo particolare, in Veneto siamo 5 milioni di abitanti e a Trento sono 500.000. Certo, si parlava comunque, qui vedo anche negli altri giornali, faceva riferimento poi appunto ai bilanci per esempio delle province autonome, no? Chiaramente è tutto un altro discorso, insomma. E qua... Guardi, precisiamo, scusi l'interruzione, precisiamo questo, io non sono contrario all'autonomia del Trentino Alto Adige, perché anche qui sto filone di togliamo l'autonomia e qualcuno del governo lo sta dicendo, sì, ma è sbagliato, perché tolti i soldi al Trentino Alto Adige non è che li danno il Veneto, se li fottono quelli di Roma come al solito. Invece io
riescono perché il Veneto abbia la stessa autonomia del Trentino Alto Adige. Questa è la vera sfida. Senta, ma secondo lei si potrà andare a referendum per l'autonomia del Veneto? Bella domanda, non potevate chiederlo al sottosegretario. I veneti hanno una legge referendaria, ne hanno due a dire la verità, una per l'indipendenza e una per l'autonomia. Allora, siccome, per carità, parlare di autonomia non mi sembra un'eresia, no? Neanche di indipendenza. Assolutamente no. Guardiamo la Costituzione prevede l'autonomia, articolo 116 Costituzione, comma 1, in quel comma c'è scritto i nomi delle regioni a statuto autonomo, tanto è vero che noi chiediamo al governo che in questo momento sta modificando la Costituzione, inserire anche il nome del Veneto. Ecco, il governo, gli amici di questo signore che è venuto in provincia di Belluno, sto dicendo provincia autonoma di Belluno, si figuri, ecco, gli amici di questo signore dicono di no a un referendum per sentire i veneti cosa pensano di una possibile regione a statuto autonomo. Allora io dico, ma vieni a Belluno a far cosa? A prendere in giro i bellunesi? Allora, parliamo anche di un'altra bella cosa, Italia alla sanità. 240 milioni in meno al Veneto, Beh, guardi, dicevano tutti, soprattutto i compari di questo governo, anche nel territorio, anche in provincia di Belluno, dicevano che io creavo allarmismi, Zaia fa politica approfittando della disgrazia della gente. Io 6 mesi che vi dico che avrebbero tagliato la sanità, finalmente lo dico, l'hanno tagliata, ma io sono disperato perché tagliare 240 milioni da una regione virtuosa vuol dire che a me mi riduci in ginocchio, no? Perché già io ho i conti tirati come la corda del violino. E quelli che sprecano, quelli che invece di pagare un pasto 6,5 € pagano 60-80 euro, se gli dici anche di tagliare il 10% è sempre strapagato quel pasto in ospedale, no? Certo. Quindi per noi è veramente un disastro. Se noi dovessimo trasformare 240 milioni di euro di taglio in ospedali vorrebbe dire chiudere qualche ospedale. Dico, primo non voglio aumentare le tasse e ricordo che è l'unica regione che non ha l'addizionale IRPEF, anche questo, cittadini, sveglia, è l'unica regione che non ha l'addizionale IRPEF. Sì. 2, non vogliamo chiudere ospedali e ridurre il servizio. Quindi 3, faremo una grande battaglia contro Roma. Una battaglia in che maniera? Cioè, come si può andare contro questi tagli? Cosa si può fare? Ricorriamo a tutti i livelli, perché prima di venire a tagliare da me, che sono più virtuoso, e non lo dico io, lo dice il governo, il governo dice dovete tutti avere un bilancio come il Veneto, lo dice, lo scrive. Allora, prima di tagliare da me, tu vai a tagliare da tutti quelli che non sono come me, li porti ai miei livelli, poi ne discutiamo, quando tutti sono arrivati ai miei livelli ne discutiamo. Senta Presidente, una cosa che va oltre la provincia di Belluno ma mi interessa, lei ha detto che ricorrerà alla consulta contro le norme che legittimano le trivellazioni in Adriatico. Di cosa si tratta? Ma si tratta di una legittima difesa. Sì. Gli esponenti del governo bisognerebbe chiedere come mai questo governo non si oppone alle trivellazioni per l'estrazione del gas in Alto Adriatico. La Croazia lo fa, noi dobbiamo opporci perché tutti i danni ambientali che ne vengono fuori dal disastro ambientale, speriamo che non accada mai, alla subsidenza, cioè il fatto di togliere gas da sottosuolo, quindi è inevitabile che anche dal punto di vista sismico ci siano dei movimenti, li paga il Veneto, e siccome il Veneto ha metà del suo fatturato turistico sulle spiagge, noi abbiamo un fatturato totale di 17 miliardi di euro del turismo, metà sulle spiagge, dico per quale motivo dovete stare lì a guardare, noi ci battiamo per difendere il Veneto. Lei quindi l'ha impugnata davanti alla Corte Costituzionale? Impugnatissima, e farò la battaglia fino in fondo. Va bene, caro Governatore, grazie, a martedì prossimo. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie di nuovo. Grazie a Luca Zaia e prendiamo i giornali. Allora,